Buon pomeriggio a tutti ragazzi, bella novità per la NASA, ragazzi, riceve risposta dal veicolo spaziale Voyager 1. Se vi ricordate, avevano perso il contatto già tanto tempo fa, quindi il veicolo è rimasto inattivo per ben 37 anni. Adesso ha ripreso la sua, stabilità, hanno preso di nuovo il suo controllo. Quindi significa che la sonda spaziale è di nuovo in grado di comunicare e sta ragazzi a 13 miliardi di miglia di distanza con la Terra. In effetti è il primo veicolo spaziale più veloce e più lontano attualmente in servizio alla NASA ed è stato l'unico, creato dagli umani per arrivare nello spazio profondo, quindi interstellare. Anche perché questo qua, ragazzi, viaggia a oltre 35.000 miglia all'ora e significa che questo percorre ogni giorno quasi 900.000 miglia, quindi un vero record per una cosa. Ciao Vittorio, buongiorno. Una vera cosa fatta 37 anni fa e di più, quindi diciamo una cosa vecchia che è tornata in funzione, è già un miracolo. Quindi adesso tutti quanti giustamente felici. Ciao, grazie, ciao Mauro. L'ingegnere capo è rimasto molto felice di aver preso di nuovo, il comando di questa sonda. In effetti già 4 dei propulsori sono stati già attivati, quindi che giustamente gli ingegneri hanno dovuto attendere 20 ore per avere della conferma del test e in effetti è uscito positivo e quindi la sonda ora è di nuovo in mano alla NASA, quindi solo che la differenza è che ha viaggiato per tanti anni, ragazzi, qua questa a 13 miliardi di miglia di distanza dalla Terra. Ciao Mauro, certo. Quindi diciamo una bella botta per la NASA che ha ricevuto questa risposta dallo spazio profondo. Ora cercheranno giustamente di inviare dati più quello che possono alla Terra per sapere più o meno che ci sta là fuori. Anche perché è la prima cosa al mondo che sta nello spazio profondo, quindi tutti i dati che arriveranno qua ben vengano perché comunque nessuno mai è stato lì. Quindi ora la preoccupazione è di tenere in contatto con questa qui. Sì, in effetti la NASA è riuscita a prendere il controllo della Voyager 1, se ti ricordi è stata persa già tanti anni fa. È stata 37 anni inattiva, cioè non è inattiva perché non funzionava perché avevano perso questo contatto. Ora, stranamente hanno riprovato, loro riprovavano tutti i giorni a prendere contatto con sta Voyager 1 che sta nello spazio profondo e ieri ci sono riusciti. Dopo 37 anni di tentativi, ieri la sonda ha risposto, ai comandi dalla Terra e già hanno acceso 4 motori e quindi è già in possesso della NASA in effetti, quindi adesso possono prendere dati che distano da noi 13 miliardi di miglia. Ciao Domitilla, quindi diciamo una bella botta di fortuna per la NASA che adesso tiene un oggetto a 13 miliardi di distanza e può prendere, secondo me, lo so, Vitto, che non ci diranno niente di ciò che scopriranno, però già che ce l'hanno detto che questa cosa funziona, è già un passo avanti, diciamo così, potevano anche evitare di dire abbiamo il controllo della Voyager un'altra volta. Questa è stata inattiva per 37 anni, ragazzi, cioè a momenti questa c'è la mia età, ragazzi, più o meno 43 anni. Diciamo 37, 7, 44. Io avevo 6 anni quando questa è stata lanciata, pensate un po'. E 13 miliardi di miglia di distanza con la Terra attualmente. Quindi una bella botta. In che senso, Domitilla?
Boh, ma non lo so come mai dopo i 37 anni è strano che il software è stato codificato in un linguaggio informatico obsoleto e sono riusciti a sbloccarlo. Non so come abbiano fatto, però è strano comunque perché nessuno di noi ha mai avuto problemi in effetti. Ma sarà forse qualche virus, credo, non credo perché guarda, io ho due cellulari, nessuno dei due ho dovuto fare nulla. Io ho uno che riprende il computer, uno che ce l'ho sotto qui per vedere, diciamo, la chat, quindi vanno bene tutte e due. Uno è un Huawei, questo qui che vedi qua nell'immagine. L'altro è sempre una Huawei, però più scadente, però non ho avuto nessun problema a livello di formattare, di fare dei virus. Guarda, poi nessuno a parte te si è lamentato, diciamo. Sì, sì. Speriamo sì che dicano qualche cosa. Adesso hanno detto questa notizia. Adesso speriamo che qualche dato in effetti riescono a mandarlo e farlo sapere. No, no, figurati. Fanno sapere qualche cosa pure a noi. In effetti adesso sta con 4 cursori, in effetti, il test è stato un successo, quindi ora possono utilizzare tutti e quattro i propulsori che dormivano dal 1980, pensa un poco. Questi erano fermi dal 1980, quindi giustamente hanno esultato di gioia e dicono che forse riescono riescono a tenerlo acceso per altri 2, forse 3 anni, quindi ci saranno 3 anni di dati in effetti, perché dicono più o meno riescono forse a tenerlo in vita altri 3 anni, quindi 3 anni di dati sono tanti. In effetti sapere che cosa ci sta là fuori, anche una sarebbe bello in effetti sapere che chi ha visto, chi ha fatto, anche perché in effetti lui in questi 37 anni, anche se è stato inattivo perché i motori erano inattivi, però i dati li raccoglieva, quindi ciao Mattia, quindi benissimamente sicuramente già avranno i dati che ha mandato. Ma secondo me è un po' strano, no? Cioè, dopo 37 anni questa si risveglia improvvisamente, fa Lazzaro, alzati. È un po' strano comunque, Vittorio, non è una cosa tanto logica. Cioè, dopo 37 anni, improvvisamente vi accorgete che questa qua riuscite a farla ripartire. Cioè, o già l'avevano sempre avuta accesa e avevano detto che non ci stava accesa, che l'avevano persa. Oppure, come dici tu, qualche cosa di strano è avvenuto, quindi mo dobbiamo vedere quale dei due è la verità. Però la risposta è sempre perché dirlo a loro? Potevano pure evitare di dire questa cosa, no, Vittorio? Nessuno sapeva niente. Ciao avvocatella, buonasera. Quindi potevano benissimamente evitarlo di dirlo. Tanto chi li va a controllare a loro? Però al finale in effetti loro hanno detto dopo 37 anni torna in funzione Voyager 1, che è stata la prima proprio, ragazzi. Qua si parla del 1980, come ho detto io c'avevo 4 anni ed è stata inutilizzata per 37 anni. Adesso dobbiamo solo sperare, ragazzi, che come hai detto tu, Vitto, questi ci mandano un po' di dati pure a noi per sapere più o meno che ci sta là fuori. Anche perché tutto là fuori in effetti sono 13 miliardi di miglia, proprio parecchio. Quindi sarà proprio un casino di roba, davvero. Cioè 13 miliardi, come si fanno a contare di miglia?
sta proprio nello spazio profondo alla fine, quindi chissà cosa avrà visto, che cosa avrà passato, che non sappiamo. Speriamo che qualcosina la dicano pure a noi. Non dico tutto tutto, ma un pochino. No, no, i dati hanno detto che funzionano, diciamo, gli strumenti. No, no, funzionano ancora, diciamo. Quindi gli strumenti per acquisire i dati ci sono tutti. Il problema è sperare che ce lo dicano. Questo è una cosa che la vedo un po' difficile, questo. Quindi, se almeno diranno quello che vogliono loro, non diranno proprio tutto, tutto, tutto. Come sempre, è come la religione, uguale. Questo sì, questo no, questo no, questo no, questo no. Questo sì, questo no, questo no. Quindi è sempre così, ragazzi. Vabbè ragazzi, vi auguro buon proseguimento, ci sentiamo dopo con un altro video, quindi speriamo che riusciamo a capire qualche cosa, che cosa avrà visto mai questa Voyager 1, quindi tante volte ci manda. Appunto, grazie, quello è il problema, non l'acquisizione, ma se lo dicono, anche se non sono tanto convinto che lo faranno, quindi oppure diranno qualche, ma giusto quel poco che giusto per come si dire, per farci fessi e contenti, come dico io. Ciao Vittorio, ciao a tutti, ciao Avvocatella, ciao Grazia, ciao Domitilla, a dopo ragazzi.